entrate nel sito www.poldesanti.com. Vi invitiamo alla visione di Global, tutti i giorni su TeleG. Prossimamente su Global il percorso storico di Giovanni Mariangioi, la cacciata dei piemontesi. Global, per mondo di dire. Entra nel sito www.poldesanti.com. Tutti i giorni su TeleG Global, l'altro modo di fare l'informazione. Global, per mondo di dire. Bentrovati, noi siamo qui in un campo di calcio, ancora una volta ci ritroviamo a giocare con questa squadra che è la squadra nazionale Artisti Sardi, in compagnia naturalmente di Umberto Graziano, ciao. Buonasera a tutti. E in compagnia di Marios de Tenores de Bitis. Sì. Sì. Oh, allora, Umberto, spieghiamo intanto, questa è una partita importante perché ci riallacciamo un po' a quella che è stata la prima partita, tra l'altro della nazionale Artisti Sardi a Castelsardo, ricordate? Sì, in questa occasione ricorrono 2 anni dalla nascita dell'Associazione Artisti Sardi. La prima partita fu quella che tu hai promosso anche molto bene di Castelsardo, dove abbiamo raccolto dei fondi con i quali, insieme all'amministrazione comunale, all'assessorato, alla pubblica istruzione e ai servizi sociali, abbiamo acquistato un'automobile che, come voleva lo scopo della partita di inaugurazione, servirà per accompagnare in gita o comunque in giornate di relax e di tempo libero gli anziani soli e bambini orfani del paese di Castelsardo. In occasione proprio di questa partita, a distanza di 2 anni, consegniamo questa macchina perché diamo continuità all'operazione che abbiamo fatto nascere tutti insieme noi che facciamo questo lavoro, e oggi approfittiamo insomma di questo, ma il punto importante della manifestazione di oggi è il sostegno dei detenuti del carcere di Mamone, che è una colonia, una casa di reclusione che si trova qui in Barbagia, a pochi chilometri da Bitti, in cui sono reclusi per l'appunto nell'80% persone straniere che hanno bisogno di assistenza sociofamiliare. Come sempre noi siamo vicini quando ci sono problemi di questo tipo, ma oggi siamo ospiti praticamente di Mario, perché lui è di Bitti e per cui allora sarà lui a presentare le formazioni che si scontreranno con noi. Ma dunque, c'è Vecchiello della Bittese, Vecchiello dell'Olodè e un'altra squadra venuta da fuori, non mi ricordo il nome. Cioè, ecco, questa è una cosa, allora Mario mi piace perché lui comunque gli chiede le cose, dice, ma io veramente chissà, ma vediamo. Allora quindi Vecchie Glorie dell'Odè, Vecchie Glorie del Bitti e poi qual è l'altra squadra? La Nazionale Artisti Sardi. Si era dimenticato. Ci tengo a sottolineare nazionale, possiamo anche inquadrare, vero, il primo piano sul nostro logo. Non si ricordava qual era la memoria. Ma comunque fino ad oggi questa squadra che è? Sono molto emozionato perché sai, io ho calcato questo campo anni fa e quindi tornare, ritrovarsi insomma poi con un'altra squadra. Tanto abbiamo Mauro Fancello qua che mancava solo lui. certo. Se volete baciarvi, non so. Oh, questo è. Ciao Mario. Ciao Mauro. Vuoi dare un bacio anche a me? Dai. Ciao Paul, vuoi dare un bacio a lui, poi te ne vai però, perché qui stiamo lavorando, Allora, già iniziamo bene perché noi comunque ci divertiamo sempre quando ci sono queste partite, ma io volevo dire che comunque questa squadra è rimasta imbattuta fino a oggi, all'incirca, a parte quei carabinieri, dico, ma lasciamo ancora, dimentichiamola. Sì, è finita, vabbè, c'era il campo impraticabile, certo. L'arbitro a favore, sì, chiaro. Però è anche vero che eravamo a Tempio, il giorno prima c'era il Cagliari che giocava, eravamo emozionati. Un po' emozionati, però diciamo che in 12-13 partite in 2 anni, o forse anche 15, ne abbiamo perso in effetti solo una, considerando che sono tutti triangolari, ne abbiamo vinto una ventina. Quindi oggi cosa facciamo? Quindi oggi siamo però un po', come dire, rimaneggiati, nel senso che abbiamo molti infortuni, per cui dovremo arrangiarsi, ma insomma la forza del gruppo si farà sentire anche oggi in questo campo. Bene, buon divertimento, proseguiamo con le nostre trasmissioni, state lì a fra poco. Entrate nel sito www.poldesanti.com. Vi invitiamo alla visione di Global, tutti i giorni su TeleG. Prossimamente su Global il percorso storico di Giovanni Mariangioi, la cacciata dei piemontesi. Global, per mondo di dire. Villa Rita, l'eleganza di un giorno importante. Ristorante ricevimenti Villa Rita, via Mille Lire, località Li Punti, Sassari. 5 soldi, non li spendere tutti tu. È l'effetto dell'estate, 5 soldi, balla tu. 5 soldi, soldi. Sotto
ci sei solo tu. Ristorante Pizzeria da Babette ti offre un ambiente accogliente e particolare, dove trovi tutte le sue specialità di carne, pesce e pasta fatta in casa. Da Babette, Sassari, via Arborea 11. Mi piace giocare, saranno 10 minuti, un quarto d'ora, ma oggi proprio è un rischio, per cui insomma, avendo anche qualche concerto in zona a questo periodo è meglio di no, insomma. Allora facciamo così, se sarai d'accordo ogni tanto potrai, se lo vorrai, prendere il microfono e fare un po' di telecronaca per noi. Sì, questo volentieri. Chiaramente tu capisci bene che io ho un impegno che è fondamentale, cioè gli schemi, dirigere la quindi squadra. sarà molto difficile che potrai difficile, prestarti. non posso, perché è un fatto di concentrazione, la squadra se vede che io mi distraggo si distrae anche lei, E capito? per cui insomma non va un bene. po', non va Ecco, bene. intanto entrano i calciatori, lo ricordiamo, l'Odè, la prima partita sarà l'Odè contro il Bitti, poi Sì. ci saremo noi che... Ma io dico adesso magari noi chiaramente dobbiamo vincere perché abbiamo sempre vinto, per cui no. Oggi non la vedo così tranquilla però, perché c'è qualche giocatore che mi ricordo che faceva parte poi come titolare della Bittese, anche nell'Odè c'è qualche giocatore che ha i fondamentali giusti, insomma, però... E poi tra l'altro non dimentichiamo che mancano tantissimi calciatori anche nella nostra squadra, perché io credo che 5 o 6 importanti manchino. Sì, da questo punto di vista spero che abbiano delle valide giustificazioni, perché il patto era di esserci sempre, a meno che non capitasse qualcosa tipo lavoro o cose del genere, per cui la prossima riunione penso che sarà un po' infuocata da questo punto di vista. Non è vero. Ci vediamo, iniziamo. Cordas de Cannas con noi. Ciao, come va? Bene, bene. Come va Francesco? Tutto bene? Ah, no, scusa. Come mai non giochiamo oggi? Non giochiamo perché intanto non ho potuto fare la preparazione, via praticamente mi vidi su campo allagato e non mi sono potuto allenare. Quindi non ho fatto allenamento e poi siamo su diretto a Bosa, che abbiamo una manifestazione per emergency e quindi siamo passati a noi a stare un po' in Boisi, come fra 10 minuti su un'altra tocchiamo a Bosa e poi da che finimo in Bosa forse torniamo a colare. Perfetto, perfetto. Intanto devo farti i complimenti, stavo dicendo poc'anzi Francesco che lui è leggermente incinto. Cioè dovresti giocare un po' più spesso a calcio. C'è mio nipote, interiorizzato. Interiorizzato. Ma non salirete sul palco in attesa comunque che noi si vada poi a lavorare, a giocare, scusate. Ma non lo so, magari è possibile che facciamo qualche cosa, ma come lasciamo suonare a Isos, sì, prima di non andare, Prima di andare... Tanti andiamo a Bosa. Che cosa? Prima andiamo a Bosa E poi facciamo qualche cosa. Scusa. Ora smetti, io sto lavorando qua, hai capito? No, fermo. Devi smetterla, hai capito? Devi smetterla. Basta, smetterla, hai capito? Una cosa di bastardi! Aiuto! Pesi! Scusate. Scusate. Ma la posso salutare a casa? Videolina! Me la fai una foto? Me la fai una foto? Ma di che antenna 1 siete? Sardegna 1! TLG! Sardegna 1. C'è un saluto caloroso a Paul De Santi che purtroppo ci ha lasciati. Noi siamo qua a festeggiare. Se volete venire a trovarci, venite pure. Non roba di giocare questo coso, vai a casa, bello bene. Allora, benvenuti, siamo sintonizzati questa partita. Adesso io oggi non dovevo lavorare comunque. Diciamo che
La partita si sta svolgendo nel migliore dei modi, la squadra ha segnato, non so quale, anche l'altra ha segnato, mi sa che hanno pareggiato, quindi... Entrate nel sito www.poldesanti.com. Vi invitiamo alla visione di Global, tutti i giorni su TRG. Prossimamente su Global il percorso storico di Giovanni Mariangioi, la cacciata dei piemontesi. Global, per mondo di dire.